La sua verità, una verità di 35 pagine, una corposa memoria difensiva con cui Giancarlo Galan respinge tutte le accuse a suo carico e cerca di smontare punto per punto le chiamate in correità fatte dall'ex segretaria Claudia Minutillo. L'interrogatorio di garanzia dell'ex governatore veneto, arrestato martedì nell'ambito dell'inchiesta sul Mose, è iniziato nel carcere milanese di Opera poco prima di mezzogiorno ed è durato mezz'ora. Il GIP Cristina Di Censo ha avuto con Galan un faccia a faccia breve in cui l'ex ministro si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha depositato un memoriale scritto di suo pugno. In allegato una mole di documenti attraverso i quali Galan intende contestare tutte le accuse mosse dalla Procura di Venezia, in particolare sulla ristrutturazione della sua villa a Rodella, che secondo l'accusa sarebbe stata pagata con parte delle presunte tangenti. Galan, nel suo memoriale, farebbe invece riferimento a movimentazioni bancarie riconducibili ai propri conti correnti, che dimostrerebbero che ogni spesa è stata pagata da lui e non da altri. Inoltre, nella documentazione Galan fornisce anche i chiarimenti sul licenziamento della sua segretaria Claudia Minutillo. L'ex governatore avrebbe spiegato i contrasti maturati negli anni legati anche al fatto che la Minutillo avrebbe fatto una gestione esclusiva della segreteria attraverso contatti di cui il presidente non sarebbe stato informato. Nelle carte Galan farebbe riferimento anche a specifici episodi evidenziando la sua totale estraneità a qualsiasi vicenda corruttiva, respingendo le accuse dell'ex segretaria che è uno dei principali testimoni dell'accusa, assieme all'ex presidente del consorzio Venezia Nuova Giovanni Mazzacurati e al manager veneziano Pier Giorgio Baita, a proposito dei quali Galan ha ricordato che hanno rilasciato dichiarazioni molto generiche e che non hanno mai detto di avergli consegnato denaro. I documenti depositati saranno trasmessi alla Procura di Venezia che coordina l'inchiesta. Sul piano difensivo, intanto, l'attenzione si sposta al 1° agosto prossimo, quando il Tribunale del riesame affronterà la questione della richiesta di scarcerazione. Intanto Galan resta nel carcere di Opera, dove è andata a trovarlo la deputata di Forza Italia, Daniela Santanchè. Appena mi sono affacciata alla sua cella, mi ha guardato e mi ha detto: ma ti stavo per scrivere, mi sorprendi sempre, Santanchè. Gli ho detto: vedi, invece sono qua da te. Era ironico, poi sa, certo, lì la situazione è pesante, e soprattutto è pesante quando uno non capisce perché è in carcere. Giancarlo Galan, insomma, non perde la sua ironia, un'arma sottile e tagliente con cui ha combattuto le sue guerre politiche. Ora, nella battaglia giudiziaria che lo attende, l'ex governatore veneto non perde la fiducia. Posizione del partito, come sempre, siamo garantisti, abbiamo fatto delle grandi battaglie, ce l'abbiamo nel DNA e continuiamo ad esserlo, quindi una posizione di, come dire, di vicinanza a Giancarlo Galan come uomo politico. Credo